Facci vedere il tuo ministero, brum, tutte le cosce nude, due culoni, chiappone, chi toccava, un monte di donne. Insomma, un casino, non ci ho capito niente in questo gioco. Ma a un certo punto, Lillo, siamo scesi, sono rimasto solo con un cane e arriva una macchina, Lillo. Oh, è scesa la donna, ma la donna più bella, la più bella donna che io abbia mai visto nella mia vita. E lo sa che è successo? Si è fermata. M'ha guardato, Lillo, m'ha guardato, oh! M'ha guardato così, mi si è avvicinata e mi ha detto: sei meraviglioso a me. E blum, è caduta ai miei piedi. La foto d'amore? No. No, è svenuta, ma guarda che era proprio la donna più bella. M'ha guardato come se io, Lillo, fossi l'uomo più bello del mondo. Una donna intelligente, una donna di gusto, molto raffinata. E a un certo punto poi mi si è riavvicinata come se mi volesse baciare, ma quasi toccato. Mi ha detto, lei è un sogno a me. E io sono tutto scombussolato.